Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Reduce da 5 giornate senza vittorie, con 4 sconfitte e un misero punticino recuperato in 1-0-0, il Pescara cerca oggi contro il Crotone il riscatto. 34esima giornata di Serie B-Win, 13esima di ritorno, si gioca all'Adriatico, all'andata a Crotone, finì 1-0 per gli uomini di Di Francesco, vittoriosi grazie al gol di Bonanni verso la fine del secondo tempo. Per i calabresi di Menichini basterebbe almeno un punticino per allontanare la zona calda. Arbitra Ruini di Reggio Emilia, coadiuvato da Ciancaleone di Foligno e Paganessi di Bergamo, quarto uomo Doveri di Roma 1. Al quarto minuto retropassaggio sbagliato di Gessa, si inserisce Curiale da sinistra, entra in area, conclude, bravo Pinna a mandare la palla in corner. Vediamo proprio dello sviluppo del corner, batte Cutolo, la palla in mezzo, duello aereo e la palla sulla traversa, duello aereo tra Del Prete e Curiale, probabilmente proprio Curiale a indirizzare la palla sulla traversa. 17esimo il cross di Petterini, Cristian Bucchi, Pescara in vantaggio, primo gol in bianco-azzurro dell'ex di Napoli e Perugia. Vediamo ancora il cross di Petterini, bravo Bucchi di testa, dopo 14 mesi di astinenza è tornato al gol. Al 21esimo scambio tra Bonanni e Verratti, Bonanni, palla sull'esterno della rete. Decisamente preoccupato Leonardo Menichini, che vede la sua squadra molto in difficoltà in questi minuti. Al 27esimo De Giorgi prolunga Curiale per Eramo e palla deviata in corner, bravo Pin. Vediamo la conclusione dell'ex del Bari, palla in corner. E quando siamo nell'unico minuto di recupero del primo tempo, chiude Belek su Bonanni. Rivediamo ancora il lancio di Bucchi per Bonanni a tu per tu con Belek, che però manda la palla in corner. E proprio sul corner lo batte Bonanni e Bucchi non ci arriva per un soffio. Comincia il secondo tempo con il Crotone sotto 1-0 allo Stadio Adriatico contro il Pescara, e dopo 20 secondi è proprio il Crotone che ci prova con Cutolo, ha cercato di sorprendere Pinna. Inquadrato Eusebio Di Francesco, il tecnico del Pescara, e al 67esimo esce Sottimo ed entra Sansovini, eccolo qui, e proprio Sansovini riceve palla sulla tre quarti, Sansovini tunnel, avviene tot, Sansovini a tu per tu con il portiere del Crotone e poi chiude molto bene Abruzzese. Vediamo ancora l'occasione per Sansovini a tu per tu con Belek e poi chiude molto bene Abruzzese. Al 71esimo Bonanni per Petterini e deve uscire di testa Pinna e poi riesce a liberare la difesa del Crotone. Con inquadrato Eusebio Di Francesco. Al 75esimo libera la difesa del Pescara e allora Correa ci prova, bravo Pinna, piazzato, fa sua la sfera. Al 76esimo sostituzione nel Pescara, esce Bucchi, l'autore del gol decisivo almeno per ora, ed entra Maniero. All'85esimo Bonanni su punizione, palla per Petterini prova ad infensierire Belek ma la palla è sua e si chiude così la partita. Dopo oltre un mese di astinenza il Pescara torna alla vittoria battendo un deludente Crotone grazie al gol decisivo di Bucchi. I ragazzi di Di Francesco salgono a quota 45 e la zona playoff è adesso più vicina.